Euroregione News. Tramonto friulano, il tulipano a prosecco. Testimone d'eccellenza per l'assegnazione del nuovo Tramonto friulano a un nuovo tipo di tulipano olandese e alla consegna dei premi Tramonto Gondola o Award d'Oro, l'assessore regionale alle risorse agricole e forestali del Friuli Venezia Giulia, Cristiano Sciaurli. Ultimo arrivato nella squadra di governo della regione, il più giovane assessore ha dimostrato grande impegno, passione e volontà di promuovere e aiutare il territorio, orientando l'agricoltura in particolare verso indirizzi di cooperazione fruttuosi e promettenti per il futuro delle nostre aziende. In ogni caso, il merito di questa grande promozione internazionale a favore della nostra regione va attribuito ad Adriano e Giacomo della rivista Il Tramonto. Evidenziare i risultati ottenuti, certo, da tutta la giunta, ma anche nel settore agroalimentare, che credo avesse necessità di fare un percorso di ascolto e di lavoro comune. Dalla DOC Friuli ai risultati dell'aumento dell'export agroalimentare sono risultati di cui andiamo orgogliosi, di cui vado orgoglioso, ma che voglio davvero condividere con tutti gli operatori del settore, perché credo che una buona parte di quei risultati vengano dalla loro capacità di fare rete e dalla loro capacità di essere finalmente disponibili anche a quei cambiamenti di cui il nostro agroalimentare aveva bisogno. Poi oggi abbiamo notizie positive, un tulipano, il primo tulipano che dall'Italia viene dedicato al Friuli Venezia Giulia, si chiamerà Tramonto friulano, e soprattutto abbiamo un premio che come sempre sancisce e riconosce le nostre eccellenze e soprattutto sancisce il lavoro di tante persone, in questo caso che in grado di far percepire, di far conoscere la qualità dei nostri prodotti all'estero. È il futuro, la capacità di essere più orgogliosi e di presentarli quando i turisti vengono da noi, quando il mondo viene da noi, e nello stesso tempo la volontà con orgoglio di farli conoscere al mondo. Siamo a scadenza di mandato, quindi le scelte importanti sono già state fatte. Io sono convinto che sia da seguire fino in fondo il PSR e lo sviluppo dei bandi e l'approvazione dei bandi e anche i pagamenti che devono essere approvati, ma soprattutto ci sono alcune iniziative a cui l'assessore non può mancare e l'istituzione non può mancare. In questi giorni io sarò al Vinitaly, è un Vinitaly con un'edizione record sia di presenze delle nostre aziende sia di iniziative, e testimonia una volta di più la bontà e la crescita del settore vitivinicolo, ma io sono convinto anche la crescita e la competitività dell'intero comparto agricolo e agroalimentare della nostra regione. Allora, secondo noi si deve cooperare anche con noi, perché noi abbiamo veramente una rete molto grande anche in Olanda e Paesi Bassi o Belgio. Sì. Ma anche per i friulani, per essere più orgogliosi per loro prodotti, e tutto avete, è più importante per sapere voi siete il paradiso. Sì. I friulani devono imparare più come si può comunicare, per esempio anche tra il nostro strumento il Tramonto.eu, perché abbiamo 250.000 lettori in Olanda. Allora vuol dire fate qualcosa assieme con noi e troviamo anche per esempio un nuovo paradiso per voi in Olanda. Questi tulipani si chiamano adesso Tramonto friulano, vuol dire la prima regione in Italia con un proprio tulipano. Allora questo dobbiamo festeggiare almeno assieme con ognuno di qua. Da Ocenia per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.